Siamo qui con mister Luciano Pace al termine della sfida tra Trizium e Fucina. Mister, una sconfitta che vi obbliga adesso ad affrontare un play-out. Quanto può pesare emotivamente l'andamento della gara di oggi, in vista anche appunto del doppio incontro contro l'Olginatese, e soprattutto quanto rammarico c'è per aver subito quell'1-1 immediatamente dopo averla sbloccata in un momento dove forse si poteva anche ottenere un vantaggio in termini sempre emotivi vista la difficoltà della sfida? Allora, il calcio è figlio di tante dinamiche, tra cui a volte anche gli episodi. Sapevamo che sarebbe stata partita da dentro fuori ed in queste partite gli episodi contano. In vista del play-out posso dire che oggi ho ritrovato una squadra viva, siamo comunque a Trezzo, giocavamo forse nel top budget del campionato che correva per vincere il campionato ed è all'ultima giornata a giocarsi la salvezza con me. Non era facile, la squadra è viva, oggi gli episodi, qualche disattenzione, insomma tipica nostra che ci accompagna da tutta l'annata, secondo me ci ha penalizzato oltremodo, probabilmente il risultato è un po' largo, ma insomma il calcio è anche questo, non stiamo qua a piangerci addosso, adesso 2 settimane al meglio, sono convinto di avere una squadra che può uscire brillantemente da questi play-out. A proposito di squadra, come ha visto i ragazzi in spogliatoio al termine di questa sfida? Li ha trovati già pronti, carichi, in vista appunto di questo doppio appuntamento che arriverà a breve? Mi ho chiesto di rimanere con la testa alta, chiaramente del rammarico per la partita di oggi c'è, perché potevamo chiuderla oggi, ma la squadra ha dato segnali di essere viva, quindi non sempre gli episodi ti possono girare male o non sempre puoi subire un gol di stinco, quindi siamo fiduciosi, chiaramente non è che si può dire che siamo contenti, però dobbiamo rimanere con la testa alta, la squadra è forte e ripeto può uscire brillantemente da questi play-out. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi. Siamo qui con mister Serafini al termine della vittoria della Trizium per 3-1 sulla Fucina. Mister, oggi era fondamentale ottenere questa vittoria, chiudere la stagione con questa salvezza, lo avete fatto, ma soprattutto avete sfornato una prestazione davvero molto importante, come già era successo nelle ultime sfide. Oggi è arrivato però anche il risultato. Quanto le inorgoglisce essere riusciti ad arrivare comunque a questo obiettivo e averlo fatto con una prestazione come quella di oggi? No, noi dal campo abbiamo sempre portato via delle buone impressioni, tranne qualche passaggio a vuoto, ma faceva parte di una crescita perché quello che richiedo ci vuole un po' di tempo, il direttore lo sapeva quando mi ha preso, il presidente uguale, poi è solo allenandoli che ti rendi conto le capacità e le competenze che hanno questi giocatori. Per portarli con la testa per fare determinate cose ci è voluto un po' troppo tempo, però mi sono reso conto che poi la strada era quella giusta, anche confrontandomi con i ragazzi, l'andare a fare un qualcosa di effimero che ti portava al risultato, però poi non ti faceva credere in un qualcosa, probabilmente non fa parte della mia visione. Ecco perché devo ringraziare i ragazzi per questo, il direttore che mi ha dato la possibilità di continuare nonostante magari qualche risultato fosse un attimino altalenante, però poi si vedono queste prestazioni. L'abbiamo fatto con il Mappello che era prima dove abbiamo vinto, l'abbiamo fatto con la Leon dove poi malauguratamente su un corner perché non sei riuscito a fare gol non l'hai sbloccata, diciamo così, e poi l'hai persa, però insomma è una squadra dove ha un'identità chiara e ha voglia di crescere, ci sono tanti ragazzi giovani interessanti e bisogna fare un complimento al settore giovanile perché anche oggi ne abbiamo fatti esordire diversi e se lo sono tutti meritato questo esordio. Ecco, a proposito di tempo, è terminata la stagione, sorge spontanea adesso il quesito, immagino ci sarà modo nelle prossime giornate, nei prossimi giorni o settimane di incontrarsi con la dirigenza. Lato suo c'è la voglia di continuare questo progetto e di provare a crescere ulteriormente come già è successo nel corso di questa sua avventura qui alla Trizium? Ma sicuramente qui c'è del terreno fertile dove si può lavorare, ci sono dei ragazzi giovani da accompagnare e fare anche lo step successivo. Poi la dirigenza è libera di decidere quello che vuole, ha visto come lavoro, se insieme vorrà intraprendere un determinato percorso è perché ci saranno le condizioni da entrambe le parti. Io sono disponibile a parlare e anzi avrei voglia anche di
mettermi in gioco ancora di più per riuscire magari a fare lo step successivo, che è quello di costruire un qualcosa assieme per provare a fare un campionato di vertice, cosa che la Triton negli ultimi anni, quando è in questa categoria, ha sempre fatto, e quest'anno per 1000 situazioni non è riuscito a fare. Quindi massima disponibilità, ho trovato della gente interessata al calcio, gente curiosa che ha voglia di aprirsi anche a nuove vedute, quindi per me ci sono tutti i presupposti, poi faranno delle valutazioni loro. Grazie mille e arrivederci. Siamo qui col direttore generale della Tritium, Giuseppe Pardeo. Direttore, un suo commento su questa salvezza di oggi e su questo obiettivo raggiunto che si è venuto a delineare nel corso della stagione. Come dici tu, gli obiettivi variano e quindi questo era l'obiettivo da un po' di tempo. Tutti sanno che avevamo l'aspettativa di ritornare su venendo dalla Serie D, però non è scontato. Non è scontato perché poi i fantasmi delle problematiche dell'anno scorso, di alcuni risultati che non venivano, anche quest'anno ti annebbiano la vista. Noi eravamo terzi in classifica a novembre, sono bastate 3 sconfitte consecutive e vedevamo tutto nero, però un girone di ritorno altrettanto difficile, dove non basta pensare di fare una vittoria per invertire il trend. È stata veramente lunga, però poi alla fine la conclusione merita una grande gioia, nonostante l'obiettivo è tutt'altro che quello di aver vinto il campionato, esserci qualificati chissà dove. È soltanto una salvezza, uso soltanto tra virgolette, ma è una grande salvezza per come si arrivava. Giochiamo senza il nostro attaccante titolare da un mesetto, si è fatto male più di un mese fa, e siamo arrivati anche con questa incognita di giocare con dei ragazzini davanti, a loro faccio un grande applauso. Il terzo gol è frutto di 2007 e 2005, Amoruso 2007, Biff 2007 che fa l'assist, Maua 2005. Abbiamo interpretato una partita secondo me perfetta, quindi i complimenti vanno al mister per come ha condotto la settimana. Tante scorie, tante problematiche, siamo riusciti a mettere la polvere sotto il tappeto, come si suol dire, nasconderle e far uscire le nostre qualità, e oggi è stata la partita perfetta secondo me. Mister, scusi direttore, le rivolgo la stessa domanda che ho rivolto prima anche al mister. Adesso ovviamente ci sarà modo di confrontarsi per valutare quello che sarà poi il futuro e la prossima stagione. Quante possibilità ci sono di rivedere mister Serafini, visto l'obiettivo raggiunto? È ancora presto per parlarne, visto che abbiamo da poco concluso il campionato. C'è già da parte vostra un'idea circa quelli che sono i piani futuri per la vostra squadra? Diciamo che noi, quando possiamo programmare, cerchiamo di programmare molto in anticipo. Quest'anno per forza di cose siamo andati lunghi. C'è in questo mix di stagione anche un progetto che è partito quest'anno con la Tritium Next Gen, con la collaborazione del BM, e anche loro hanno concluso il campionato settimana scorsa. Per un pelo non sono stati agguantati i playoff, a proposito di ragazzi giovani che abbiamo lanciato, quindi dovremmo un attimo nel giro di una settimana, 10 giorni, fare il punto su tante situazioni che quest'anno abbiamo in qualche modo fatto partire e vorremmo capire sul da farsi. C'è da rilanciarsi sicuramente con una prima squadra che punterà come sempre a essere protagonista in eccellenza, con un settore giovanile che quest'anno ha toccato il picco record nella storia della Tritium di iscritti, con tutte le categorie che hanno raggiunto l'elite, e questa mattina si sono salvati al playout gli allievi, a cui faccio un grande applauso. Ero lì stamattina, quindi oggi è stata una giornata particolare, di grandi soddisfazioni sul campo, e quindi un complimento lo voglio fare al responsabile del settore giovanile Valerio Colace e a tutti gli staff. Questi dell'agonistica, per il quale ancora vale il risultato, sono stati encomiabili, hanno raggiunto tutti gli obiettivi, e poi c'è tutta la filiera sotto che ha raggiunto dei numeri veramente impressionanti. Sul progetto Tritium, per allacciarmi al discorso di Serafini, sicuramente lui ha dato un contributo sul girone di ritorno, nonostante c'erano dei risultati che non arrivavano, però la squadra si vedeva che era sempre in partita. Non abbiamo mai perso, se non a Ponte San Pietro, una partita malamente. Abbiamo vinto qui con la capolista, col Mapello, abbiamo vinto delle grandi partite anche in rimonta, di spirito, di sacrificio. Però per programmare è giusto parlare col presidente. Fino ad oggi eravamo tutti un po'
immersi, diciamo, con la testa sott'acqua, però sapevamo che ne venivamo fuori. Una squadra di grandi giocatori, di grandi valori, e alla fine nei momenti che contano puoi arrivare a salvarti per come si era messa 3 giornate prima, 4 giornate prima, 2 giornate prima. L'importante è farlo ed essere presenti nei momenti giusti. Oggi vuol dire che era il nostro giorno. Grazie mille e complimenti ancora. Grazie a voi.